arrivas. E buongiorno Italia, sì, un'accelerazione spazio-temporale fuori dal mondo. Allora, sono già tornato in Veneto, sono col nuovo camper. E sì, ero distruttissimo, per quello non ho fatto altri video eccetera. Mi sono sparato tutto il viaggio di ritorno diretto, 1040 passa chilometri, quindi insomma puoi immaginare. Ti racconto più avanti poi com'è fatto l'impianto elettrico nuovo di Pullmin, perché adesso ho tante cose arretrate insomma da sbrigare, e in più adesso faccio anche il video e il post per l'organizzazione del raduno in Brussa, che non ti dico neanche quando verrà fuori, perché ovviamente questo video sarà nel futuro, quindi dopo quel raduno. Quindi pausa i discorsi, ci rivediamo alla prossima. Buongiorno Italia, altra giornata, sempre con Singano appena alzato dal letto, quindi insomma allegria cazzo. Allora, mi ero messo qui in ufficio, nota ufficio di puntine, e ho detto un attimo, aspetta, prima di fare le robette che dovevo fare, ho detto facciamo con calma. Stavo sistemando un po' la roba sopra il letto, no? Ma dovevo iniziare a fare un po' di ordine, però siccome ci sono state un po' di novità, di piccole gadget, no, per la casa qua, per Pullmin, ho detto aspetta, intanto che le metto in ordine gliele faccio anche vedere, perché altrimenti poi si rischia che non vengano neanche fuori, quindi dopo quando parlo delle cose non hai neanche idea. Allora, a parte la recensione che abbiamo fatto del piccio là, del pannello solare portatile, occhio con le nuove dotation di Pullmin. La cosa più importante è questa, un longboard elettrico, una figata pazzesca, va a bomba, ma farò una recensione a parte di questo perché veramente è una cosa pazzesca, quindi dimenticatelo momentaneamente. È vero, devo raccontarti anche l'impianto elettrico, nella prossima puntata. E sono riuscito a ingegnarmi a fargli una bella staffa di supporto a sgancio rapido per la fotocamera qui nel cruscotto, che così vedi riesco anche a riprendere mentre sto guidando. Comunque se devo dire qualcosa non devo stare con la macchina fotografica in mano, no? Poi sì, ecco, lo hai già visto. Questo era un pezzo avanzato di un vecchio stabilizzatore, era un portatelefonino, no? Per visualizzare mentre riprendi. Ho detto glielo attacco a un piccio della GoPro, guarda, gli ho fatto sto adattatore qui e l'ho attaccato lì. Intanto poi metterò comunque anche quello calamitato, insomma, ecco. Momentaneamente, visto l'impianto elettrico ancora non te lo presento, la ciabatta è volante, devo decidere se tenere questa tavola, ma credo di sì, se per motivi di praticità, o metterne una più grande, cioè che mi costerà anche un bel po' insomma cambiare tavola, quindi hai capito, deve esserci proprio un valido motivo. Io direi di iniziare con questa, visto che appunto adesso lavoro con il portatile e ci sto alla grande con questa, è veramente comodissima, non più comoda quando mangi in 2 o più persone, per carità, là sei veramente sacrificato in confronto alla scrivania di Pullmin, ovviamente, ecco. Allora, tra i miei vari accessori, come ti avevo detto, questo era già presente su Scarosso, questo è il modello nuovo, è un hub, costa un occhio della testa, perché? Perché tu sai da informatico che quando hai tanti dispositivi USB, soprattutto degli hard disk collegati ad un hub, spesso e volentieri non te li rileva, devi staccarli, riattaccarli, spegnere, riaccendere, escludere uno, provare l'altro, eccetera eccetera. Con questo qui, e anche col modello precedente che aveva Scarosso, puoi attaccargli anche 10 hard disk esterni, ti vanno 1000 volte su 1000 sempre tutti quanti. Quindi questo non è un hub di ricarica, ma è semplicemente è un hub per attaccare le varie periferiche al computer. Poi qui davanti invece ho, guarda, questo è bellissimo, questo invece è un vero e proprio hub di ricarica. Cos'è? 5 porte. Ha il suo alimentatore tramite il 12 volt da accendisigari, e che poi taglieremo e metteremo in batteria. Perché anche il pulsantino on off, cioè tu puoi accenderlo e spegnerlo direttamente al pulsantino, quindi uno andrà lì e l'altro, il secondo, studierò dove metterlo. Eccolo qui, una bella sberga, come si dice da noi, per collegare tutti i dispositivi USB 3 che vanno a bomba velocissimi. Questi pulsantini, mi direi cosa sono? Servono per dare e togliere l'alimentazione a questi gruppi di 3 porte USB. A me, diciamo, sta roba non interessa. Quello che mi serviva invece è con la ciabatta, vedi questa, secondo me non è proprio di ottima qualità, questa ce l'avevo anche su Scarosso, però non ne ho proprio trovate altre che avessero la presa comandata per ogni
per ogni attacco. A me questa cosa serve molto perché ho anche gli hard disk esterni, quindi capirai, a volte me ne serve una, ma a volte me ne serve un altro, o il più delle volte non me ne serve neanche nessuno dei due, quindi gli hard disk partirebbero, ci sono dei dischi che girano a 7200 giri al minuto, quindi è un dispendio di energia, usura dei dischi, rotture di palle, il sistema operativo che deve rilevarli ogni volta, che rallenta, e quindi guarda, io con le prese comandate vado da Dio. Devo studiare dove metterle, perché sti ricordi, su Pulmin c'era una specie di isoletta, e con la ciabatta qua io avevo le scritte con la Dimo e facevo tac 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 e avevo tutto sott'occhio. Qua devo studiare con calma, perché l'isoletta mi crea molta ansia quando ho gente a pranzo, gente in camper, perché io presto sempre la massima attenzione alle cose, le altre persone, cioè banco il gomito, si spostano di peso, e capirai che per il principio della leva fa quella cosa che porta a far spezzare l'angoletto, la penisoletta della tavola, e quindi credo che rinuncerò a quella cosa, la metterò tutto a testa in giù, ovviamente, cioè sia la ciabatta che gli hub, gli hard disk esterni, andrà sempre tutto a testa in giù nel tavolo, in modo che non ci sarà neanche un filo, non ci sarà più neanche il filo della ciabatta. Perché che l'abbiamo prolungata? Perché la ciabatta, guarda, va dietro questa cosa qui, che non ho mai capito perché, vedi, si apre là, però vabbè, dietro qua c'è il filo della ciabatta, che quindi non si vedrà assolutamente, verrà fuori lì, verrà attaccata sotto il tavolo, e dopo dalla ciabatta gli viene attaccata tutto il resto delle cose. Tu mi dirai, però sale su nel tavolo, e dopo ti faccio vedere appena trovo quel giocattolo là. Aspetta. Sì, anche sto hub c'ha la sua bella sberega di alimentatore. Vabbè, pazienza. Avevo fatto con Bostik e biadesivo su scarosso, non era proprio il massimo, devo trovare un'altra soluzione. Ossia, il Bostik sia il massimo, però col caldo, ti ripeto, non va bene. Quando ci sono le alte temperature, che magari lasci là il camper sotto il sole e te ne vai via, diventa morbido, si scolla, e soprattutto la roba che pesa con la forza di gravità ti cade giù. Tieni conto poi che gli alimentatori fanno passare corrente, quindi scaldano anche questi, quindi non è solo il caldo dell'ambiente, ma anche il caldo che produce l'alimentatore, quindi la colla che c'è qua capirai che ti manda a salutare. Poi ho preso questa plafoniera a LED, però temporanea, non so se la terrò, l'avevo presa per il bagno, però mi sa che è troppo grande, e più che altro non mi sembra mica tanto bella, sai, occhio, cioè, boh, non lo so, sì, è semplice, adesso vediamo, perché mal che vada, se non va nel bagno, io pensavo di metterla al posto di questa, però effettivamente non è proprio carina, sai. Adesso vado a vedere se ci sta in bagno, devo mettere giù la fotocamera perché mi servono tutte e due le mani. No, ecco, vedi, devo mettere in sostituzione a questa, che non mi piace neanche un po'. Come larghezza anche ci siamo, ma come altezza, vedi, dopo non mi va più su il piccio della doccia, e così è troppo basso, quindi no, assolutamente no. Adesso vedo se trovo qualcosa di meglio su Amazon, e capisco se fare il reso o se mettere questa in corridoio. In bagno c'era anche questa super qua col sensore di movimento, è fantastica, 50.000 milioni di LED, tu entri in bagno, si accende, ti fa giorno e si spegne solo quando te ne vai via. Che questa è anche al 220, non è a 12 volt, effettivamente esteticamente sai che, perché ti dà quel colore di questa plastica che sembra proprio accinesata, e siccome l'ho pagata tipo dalle 20 alle 30 euro, mi sembra un prezzo eccessivo per questo tipo di lampada qua, quindi credo che sì, faccio il reso adesso di questa. Questo è un bellissimo giocattolino, e purtroppo devo fare il reso di uno anche di questo perché è troppo grande. Allora ti spiego, questo è un pannello touch, è un dimmer praticamente, serve per regolare le lampadine a LED, per dargli l'intensità, regoli l'intensità, quanto vuoi farle luminose. Ovviamente anche i faretti o le lampadine a LED devono essere dimmerabili, ossia devono avere la capacità di essere regolate in potenza e non solo acceso o spento, ok? Allora io di faretti ne ho 2 in cucina e 2 in bagno, li ho già comprati quelli a sostituire, però guarda, vedi, qua siamo nel retro della cucina, cioè questo fa vedere, era questo? Sì, beh, basta far così. No, guarda, non ci starebbe neanche questo come dimensione, cazzo, che peccato, era bellissimo, porca puttana. E se io lo mettessi qua, e che come cazzo facciamo a trapanare? Perché se
cioè da qua non entri nelle lampadine, hai capito? Non c'è il buco per entrare in queste lampadine qua, è un po' abbastanza un casino da vedere. Togliendo magari una presa qua, se qua abbiamo spazio potremmo tagliare e metterlo qui effettivamente, e sarebbe molto carino, e anche all'entrata che puoi accendere la luce, quasi quasi sì. Allora uno lo teniamo, vediamo poi con Mirko cosa riusciamo a fare per quel discorso lì. Poi ho preso questo passacavi qui, vedi com'è fatto, vediamo che non sia in controluce, ok, questo qui lo avvolgi attorno ai fili e a metro te lo tagli quel che ti serve, e così hai i cavi tutti uniti senza usare fascette, che poi i cavi si allargano, si stringono, e rischi anche, stringendo i cavi molto spesso puoi rischiare anche di non farli funzionare perché creano disturbi tra di loro. Questo te lo dico nella mia dalla mia esperienza informatica. Questa, ecco qua, questi sono i faretti a LED che a me non piacevano, quelli dorati che ho. Guarda qua, questi sono in vero alluminio e sono a LED e sono dimmerabili questi qua, quindi puoi regolare proprio l'intensità della potenza anziché fare acceso spento come dicevamo prima. E questo è un giochetto che mi piace tantissimo, occhio, e questo qua è il giocattolino che veramente adoro. Allora questo qui è un passacavi, va attaccato alla scrivania, bucando la scrivania, no? Allora qui in questa parte qui ci passano i cavi, qui hai 3 porte USB 3 ad alta velocità, ingresso audio, uscita audio e gli ingressi per le memory card, per le schedine, la macchina fotografica, GoPro eccetera. Quindi niente più cavi volanti, cazzate varie, ma tutto in un'unica soluzione a livello proprio del tavolo, come quello che avevo su Scarosso, solo che quello di Scarosso aveva solo le USB e non aveva il passacavo, e l'altro era solo passacavo senza le USB, quindi questo è veramente fantastico, cazzo. Oh nice, questo è lo stesso identico pannellino che avevamo su Scarosso, spero di non avertelo già fatto vedere in un altro video. Non c'entra con le immagini perché è quello quadrato, ti ricordi? Scarosso aveva le 2 prese USB, il voltometro, la presa accendisigari e il pulsantino per attivare e disattivare l'alimentazione. Tu mi dirai dove metti tutti questi strafanti. Allora forse anche lì adesso dobbiamo decidere, perché dietro là c'è corrente, dove c'è l'accensione del generatore, no? E i pulsanti del gradino elettrico. Però perdona il buio, guardi, io mi sono già qua sei nel letto superiore a castello, no? E io mi sono già fatto tirare il cavo del 220, il cavo del 12 volt, ovviamente ben isolati, in modo che qua faremo un pannello di tutte le cose elettriche. Io credo di avertelo già detto, adesso vediamo se riusciamo a farle a muro, non credo, o se è meglio che ci facciamo una specie di panza di pannello dal falegname, no? Di panza, cioè una specie di scatola, no? Poco profonda, giusto per tenere la roba dentro, con sto pannello rimovibile che se si rompe qualcosa c'è da cambiare, fusibile eccetera eccetera, basta staccare il pannello frontale e hai tutto in un unico posto. Poi qua toglierò le doghe, farò il rinforzo e questo sarà un piano di ricarica tipo per il drone, quelle cose là. E mentre di qua nell'angolo, come ho già iniziato a fare, ci va tipo il bastone per la tenda, questo bellissimo ombrello che avevo preso in Francia e gli oscuranti termici che mi servono diciamo a portata di mano e non in posti nascosti. Questo dispenser di sapone per la cucina che uso tantissimo, sta roba, sai, la uso veramente tantissimo. Questo è anche carino, a parte il pulsante cromato, e andrà proprio qui in quest'angoletto lì bello nascosto, vedi che fa anche livello un pochino con la cornice e la finestra. E le tovagliette, una volta montato il frigo, avrò dello spazio qua per infilarle, per gestirmi al meglio. Ah, queste te le avevo già fatte vedere, ma preferisco farti rivedere tutto perché so che sono cose anche che ti interessano e così non salto niente. Queste purtroppo tra virgolette, questa è una presa comandata, vedi, con l'interruttore acceso spento per le 4 USB, però purtroppo va solo a 220, nessun problema, vabbè, la userò per ricaricare le robe quando sono attaccato alle colonnine, però mi piacevano tanto, costavano poco e le ho prese lo stesso, ne ho prese 2 e queste andranno sempre nel famoso pannello di ricarica sopra il letto. Beh, l'autoradio, perché quella che avevo parte si sentiva male, vabbè, ma non è quello. Questa qui ha il Bluetooth. Non mi serve tanto per le telefonate perché preferisco usare le cuffiette oppure non rispondere direttamente al telefono, e
mi ascolto la musica, io ho tutta la musica sul telefonino e quindi vado da Dio. È sempre della Sony come le casse, c'ha sto Xplode qua che non so cos'è, ce l'hanno anche le casse e quindi insomma abbiamo anche un impiantino eccezionale. Questo più che altro anche perché qui non monterò, credo di averlo già detto, non monterò il sub e le casse perché ho già delle 4 casse eccellenti veramente che pestano in una maniera assurda e quindi per guardare i film, ascoltare la musica eccetera utilizzerò le casse del camper, quindi l'autoradio, mi collego il computer col Bluetooth all'autoradio o il telefonino eccetera eccetera. Il tutto pesca dalla batteria motore, però non è un problema perché nell'impianto qua che ti racconterò ho fatto installare anche il parallelatore, che è una cosa che quando le batterie e servizi sono piene va a ricaricare la batteria motore. Ok, quindi le batterie e servizi danno dell'energia alla batteria motore per tenerla carica, quindi io davanti posso tranquillamente ascoltare la musica, mettere in ricarica robe USB eccetera eccetera eccetera. Poi i pannelli ricaricano le batterie e servizi ovviamente. Ah sì, queste te le avevo già fatte vedere, sole mega ventolone a LED blu per il frigo, quindi quando si monterà il frigo ci colleghiamo queste, visto che ho già il strafante qua della CBE per regolare le ventole sia in automatico che in manuale, bella cosa. Poi avevo preso questo qui in 12 volt, un semplicissimo ricarica USB in 12 volt, quindi sempre acceso, senza accendere inverter né niente, e non so dove lo metterò. Poi qui una delle cazzate che faccio io, ossia dei cavi, ma assieme ai cavi c'era anche altra roba, quindi cosa sono questi cavi? Lo scopriremo solo vivendo. Ma sì, cioè tipo anche questo, cos'è questo? Di che cos'è? Cioè capisci? No, non le so ste robe, forse era dentro l'autoradio probabilmente ed è venuto fuori. Oh, eccoli qua, poi ho preso, guarda che belli, questi pulsantini in alluminio, no? Da mettere uno al posto della porta del bagno ed altri magari da far attaccare al falegname nell'armadione, quello in coda, che essendo in coda con certe buche, certe frenate si apre e la roba mi cade giù, quindi eccellente. Ce ne sono 3, guarda, giusti, uno per il bagno e 2 per le 2 porte degli armadi. Ah no, ce n'erano altri 2, quindi sono 5. Vabbè, sti 2 qua me li tengo per scorta o vediamo cosa possono servire. E questi pizzetti ad elle in plastica li avevo presi per fissare tipo il portatile un giorno quando farò tipo la mensola per il portatile, in modo che non sbatta, hai capito, in corsa non corra. Questi qua glieli metto proprio a filo del portatile che resti incastrato perfettamente nella mensola. Vedi, sono quelle piccole cose che però ti cambiano la vita, cioè ti salvano il computer con cui ci lavori, insomma, ecco. Poi abbiamo un pulsantino da camper trovato in un campo recupero che può essere sempre utile. Un altro di quelle prese col 2 USB da 12 volt, ne avevo presi 2. Per l'autoradio va bene sia il Bluetooth, ma ho preso questa chiavetta ultra compatta in modo che passando non la spezzi eccetera, 32 giga dove mi metto tutta la musica per l'autoradio. E tanti di questi PC, porta PC che avevo su Scarosso, che deciderò bene con calma dove metterli perché costano un occhio della testa, è alluminio e legno. Poi forse ti avevo già fatto vedere questi sono delle piastre a LED, vedi, da 12 volt con l'interruttore, ne ho prese 2. Allora, una mi andrà senz'altro sui piedi del lato guida, no? Come luce di cortesia al posto di quella che ho, che è fiacchetta, e l'altra mi sarebbe piaciuto tantissimo metterla nel tetto, però c'ho il discorso del letto elettrico che viene su e giù e quindi sarebbe un po' un casino per il filo. Vedrò, studierò dove cavolo mettere questi qua, insomma. Intanto li ho presi perché costavano una monata e dicono che fanno tanta bella luce, poi vedremo insomma un posto dove metterli, vedremo di studiare. Poi, siccome il Surface non sono riuscito a venderlo, ho ripreso quello che avevo su Scarosso, che va benissimo sia come portatelefono, poi lo allunghi e diventa un portatablet e il Surface ci sta da Dio. Questo lo metterò nel letto sotto, nel lettino piccolino per guardarmi un film, quello lo uso tipo come divano, quel lettino là.
quindi la TV a muro in poche parole, ecco. Con questo aggancio qui lo giri anche a 360 gradi, quindi è molto comodo. Questo qui è un antifurto che mi hanno regalato, però devo trovargli la posizione giusta, cioè non solo funzionale ma insomma anche estetica, perché è bianco, quindi insomma tra virgolette potrebbe essere in certi contesti un bel pugno nell'occhio, quindi sì, vediamo di trovargli il posto giusto. Anche i suoi bei due telecomandini. Oh, questo qui è carino, questo qui davanti nel cruscotto tipo dei buchi che avevano usato per attaccargli, non so, si vede un portacellulare o qualcosa. Sì, questi poi li tolgo, questi qua, restano solo i pannelli qua, e quindi questo a coprire i buchi, in più mi dà, vabbè, il voltaggio della batteria motore, e due USB e un altro accendisigari. In più posso, guarda, tac e tac col pulsantino attivarlo o disattivarlo. Ah sì, eccolo qua dove era finito l'altro hub di ricarica. E poi tanta piccola minuteria, tipo i pulsantini, vedi, con la luce LED blu, eccetera eccetera. Però adesso taglio perché è ora che vado a combinare qualcosa, quindi ci rivediamo Italia. No, in più cos'è arrivato? Ah no, devo ringraziare Simone, l'amico tu Simone della New Promotion, che mi ha mandato sta bellissima maglietta Singano in camper taglia L, perché tutti mi immagino bello grosso eccetera, invece no, Singano sei piccenino, sei magrovino, sei un Singano in miniatura, cioè proprio un mode in de Singano. Ah sì, no, che ci dimentichiamo il famoso mega porta posate, questo è addirittura allungabile, così copre al 100% il cassetto, è tutto in bambù, è bellissimo, lo monterò quando faremo i lavori di falegnameria, che se un cassettino va là, dopo ci andrà il forno a microonde nuovo, ecco che devo ancora prenderlo dopo, adesso vedo che ora è, se vado a farmi la ricarica adesso.